Sortilegi e sogni ragazzini, ovvero grandi sorprese con il teatro, la musica, il canto e la poesia, ma anche sguardi sul futuro, sguardi da parte delle giovani generazioni. Teatro, musica, canto e poesia sono le arti che guideranno la rassegna di 100 Orizzonti 2023. Si inizierà il 1 luglio ad Asolo con lo spettacolo di Sonia Bergamasco, Il diario di Sonia, appunti lunari e canzoni terrestri. Si proseguirà poi fino al 28 settembre. 13 gli appuntamenti, 11 i comuni partecipanti. Rete di comuni che insieme programma eventi di teatro nei luoghi del nostro territorio alla riscoperta di luoghi importanti, interessanti, questo connubio di teatro per avvicinarci alla conoscenza e alla cura quindi anche del nostro territorio. La Regione sostiene attraverso appunto gli accordi di programma questo tipo di iniziative perché rappresentano un buon modo di fare sinergia, di fare rete, di fare squadra sul territorio e che ha la possibilità di portare anche nelle piccole comunità eventi culturali di altissima qualità.